un'altra domenica è arrivata, grazie ancora una volta per aver scelto la nostra emittente televisiva, ormai è l'appuntamento settimanale. Domenica non è sempre domenica, questo contenitore, questo box di vari approfondimenti, di vari argomenti che sono accaduti durante la settimana. Argomenti che sicuramente hanno destabilizzato anche l'opinione pubblica. Stiamo parlando della sicurezza di Pordenone, che sta venendo costantemente messa sotto torchio, e soprattutto la pazienza dei pordenonesi sta terminando. In breve ci sono questi richiedenti che stanno cercando di modificare le nostre abitudini usando violenza, usando molestie, pestaggi. Gli ultimi episodi veramente ci hanno messo i brividi. Io ho invitato in studio per parlare Raffaele Padrone, vice segretario della FSP Polizia di Stato, oltre a essere ovviamente un amico e opinionista di Telepordenone. Partirei proprio da lui. È una città completamente modificata, Pordenone, Padrone, rispetto agli anni d'oro che abbiamo vissuto in passato. Cosa ne pensa? Io direi che si sono modificate le tipologie di reato, visto che parliamo di sicurezza, nel senso che sì, è vero, sono diminuite ad esempio le rapine. Diminuite non vuol dire che sono sparite, però io ricordo che nell'attività di polizia investigativa si lavorava moltissimo nel periodo di novembre e di dicembre in un'attività di prevenzione che continua, non è terminata, non è finita, ma c'era un'attività diciamo più acuta in questo periodo, perché girano i soldi, perché ci sono le tredicesime, gli uffici postali, e quindi la paura nostra era più questo tipologia di reato, dico, della rapina, del reato contro la persona. Oggi l'abbiamo visto, queste ultime 2 settimane c'è stata un'escalation di reati commessi da questi soggetti che sono qui, che girano per la città, che ogni tanto mi sembra di vedere, chi per chi è il vecchio pordenonese, i ricordi dei vecchi amici, chiamiamoli così, della panchina, che venivano spostati da davanti all'ospedale al centro, dal centro venivano spostati davanti a un'altra via. Insomma, c'erano gli spostamenti di queste persone, di questi disgraziati poveri che per cause magari anche non loro cadevano nella droga, e c'era solamente questo spostamento. Oggi abbiamo a che fare, le immagini parlano chiaro, con una tipologia di persone con cultura diversa, dove nel loro paese sicuramente non sarà neanche reato. Queste sono le immagini di cui sta parlando. Esatto. È successo quest'estate. Guarda, molto probabilmente e sicuramente nella loro città funziona così. La polizia però, quando interviene in quei casi, in quei paesi, non è come la polizia italiana, che deve, scrivo deve, come Venezia, deve andare con le mani di velluto. Perché deve andare con le mani di velluto? Perché sì, non può agire d'impeto? Perché io ne ho sempre parlato al TG, ci sono dei protocolli di intervento che ancora non sono stati codificati dal Dipartimento. Ci sono delle attenzioni che sono ridicole, non si può manganellare a livello della testa, non si può manganellare negli arti superiori con la forza, cioè voglio dire, il poliziotto quando arriva lì deve essere un medico. Deve essere un medico. Quante volte io ho chiesto, e quante volte col sindacato abbiamo al Dipartimento chiesto i taser, cioè queste pistole elettriche che usano gli americani da 100 anni, cioè voglio dire, per non avere la lotta corpo a corpo, perché poi si rischia di che il più forte fa cadere quello meno forte, non dico il più debole, non dico più neanche il più giovane, perché questi hanno 20 anni, la polizia ne ha 50, 52, questa Pordenone ha detto che è il capo, quindi voglio dire, per non avere questi rischi di andare a finire davanti a un'aula di tribunale, che non finisce lì, inizia tutto un iter che porta anche alla sospensione
Dal servizio per essere intervenuto a tutela del cittadino. Bravo, no? Bravo direttore, e questo i telespettatori lo devono sapere, perché la fase processuale, che molte volte non è neanche così veloce, ma cosa succede? Il collega, il poliziotto, il carabiniere vengono messi a riposo immediatamente senza stipendio, e può 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, cioè voglio dire, a termine poi dell'indagine, quindi magari del processo, e anche dove si trova la non colpevolezza, dove viene provata la non colpevolezza del collega, cosa succede? Ti sei pagato l'avvocato e sui giornali ci sei finito e ti sei sputtanato, va bene, ti sei rovinato una famiglia, cioè, allora, ci sono delle cose che vanno affrontate veramente coi guanti di velluto, ma non dobbiamo avere paura di intervenire. Questo, direttore, che i nostri telespettatori devono sapere, cioè è come negli stadi, come nelle manifestazioni, ci hanno imposto la telecamera e ancora questa siamo riusciti voglio dire, ci sono tantissime cose che credo siano più a sfavore delle forze dell'ordine che dei delinquenti. I numeri sono a favore delle forze dell'ordine. Questo è ovvio, questo è ovvio, perché soprattutto numericamente, io prima parlavo dell'età, l'ha detto il capo della polizia un paio di 2 o 3 settimane fa, ha detto che Pordenone e Udine sono quelle che fanno alzare l'asticella dell'età media di ogni poliziotto a 50 sono quelle anni. che rovinano la media, dai. Ecco, Pordenone rovina la media, dove Pordenone, Udine, Trieste, Gorizia e comunque la nostra regione ha oggi come oggi c'ha un 20% di uomini in meno. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, quando vediamo passare queste immagini, guardate queste immagini, cioè se lì dovesse arrivare il poliziotto... Questi per motivi di droga, le altre attenzione, perché questi soggetti non sono sempre i futili motivi. Qua ormai parliamo di spaccio di stupefacenti, non sono più i futili motivi. E giù manca nel latte, e bastoni, trovano quello benissimo. che vogliono. Cosa succede se arriva la polizia? L'unica volante, perché ormai rischiamo di avere per il turno una volante, bene, cosa succede? Che queste persone iniziano la lotta corpo a corpo, qualcuno finisce all'ospedale sicuramente, benissimo, innanzitutto queste persone devono essere portate in ufficio, bisogna avvisare il magistrato, ci serve la polizia scientifica magari in un orario in cui non è lì, perché c'è una turnazione, quindi chiama il collega, viene in straordinario, le spese aumentano perché viene pagato, benissimo, sì, pagato, anche lì poi diremo che siamo con un anno di arretrati, vabbè, questo è poco ma che ci interessa poco in questo momento per chi ci ascolta, però abbiamo perso una macchina, tutto il giorno quella macchina sta lì a fare le carte, perché non è come nei film. Tutto l'intervento si sparano, distruggono la macchina, non vedo nessuno che paga. Da noi se spacchi un fanalino te lo paghi con i tuoi soldi e ti puniscono. Ecco, quindi voglio dire, questo è la sicurezza e questo è il comparto sicurezza e questa è la gravità ormai il rischio che corre il poliziotto. Una volta si parlava non ci sono le macchine qua, adesso signori miei il rischio è diverso, è il rischio di andarti a pagare un avvocato, il rischio di andare di finire fuori dalla polizia. Cioè, ma veramente, di cosa stiamo parlando? Senta, Ciriani e Loperfido, sindaco e assessore delegato alla sicurezza, sono andati giù a battere i pugni di fronte ovviamente a Minniti, a Morcone, gli hanno promesso nuovi agenti di polizia entro l'anno o entro l'inizio del prossimo, quindi del 2018. Lei ci crede che arriverà qualcuno qui? Io ho risposto anche lì, ho risposto sulla stampa immediatamente, ben hanno fatto il sindaco e l'assessore alla sicurezza ad andare. Nessun altro amministratore locale l'aveva fatto se non i nostri, che sono chiaramente il prefetto e il questore, che sono i responsabili e sono quelli che i nostri relatori sono il prefetto e il questore, quindi questo ogni 3 mesi lo fanno perché non cambia nulla in 3 mesi, ma ripeto, bene hanno fatto i nostri amministratori ad andare, però sono promesse politiche.
E io l'ho scritto immediatamente. Sono promesse politiche, forse non siamo riusciti, ecco, l'intento poi magari quello politico era quello di non fare il dormitorio, ma anche per una ragione di sicurezza, mi sta bene che non venga fatto, che non sia stato fatto questo dormitorio. Antonaglia prova a farlo in città. Ma io a Antonaglia gli ho spiegato, Antonaglia mi ha detto ma non è meglio per voi venire a controllare queste persone tutte nello stesso posto? Ma io ho risposto ad Antonaglia, che io ho fatto la Croce Rossa tanti anni fa come volontariato, ho detto ma sei riuscito a metterti contro tutte le istituzioni, cosa che era diversa dal concetto della Croce Rossa. Cioè, perché? Perché non è vero che noi andiamo a controllare queste persone lì, perché queste persone ci vanno solo a dormire, a mangiare, girano. Qualcuno ha detto anche ma devono andare a dormire nelle parrocchie, ma se la questione di dormire è diversa, ma questo non parliamo di dormire, è non averle tutte in città. Ma il rischio è che poi da ovviamente Pordenone chiami altri clienti da altre città. Ma chiaro, perché poi si innesca un tam-tam, come si è sempre innescato un tam-tam quando avevamo i centri di accoglienza, i famosi a Gorizia. Vi ricordate quando? Esatto, vi ricordate quando questi davano fuoco alle coperte, ai materassi, e dopo 3 minuti succedeva a Brescia, succedeva a Roma, perché erano collegati telefonicamente, e quindi questi episodi si ripetevano nel giro di 10 minuti in 7-8 città d'Italia. Lei cosa farebbe con i richiedenti asilo pizzicati in flagranza? Cioè spaccio, rubo, molesto oppure creo turba alla pubblica, manganello qualcuno, le cosa farebbe? Se è perfetto. Allora, ecco, dice tolleranza zero, però... ma anche il prefetto e il questore possono dire tolleranza zero, ma le leggi sono quelle. Signori miei, non è il prefetto che fa la legislatura in Italia, sono le leggi. Cioè, voglio dire, le leggi mancano, le leggi per poterli mandare via. Io ho fatto anche una provocazione su un'altra rete e ho detto, cioè, noi queste persone qui oggi le abbiamo denunciate e 20 minuti dopo qualcuno è uscito e è andato a commettere lo stesso reato violento da un'altra parte. Ma è successo veramente, guardate, il 6 gennaio la persona denunciata per un accoltellamento, denunciata a piedi libero, al pomeriggio è andato presso il centro diocesano e ha commesso anche lì atti di violenza, voleva ammazzare in nome di Gesù, cioè voglio dire, allora non è il prefetto, dico, o il questore che fanno le leggi, ma non è neanche il magistrato che le applica, ha quelle da applicare. Allora ditemi voi se c'è oggi una legge che permette di mandarli via immediatamente. Io dicevo prima, in una televisione privata ho fatto anche una provocazione, cioè è già tanto, meglio forse che non le arrestano, ma è una provocazione mia personale di uno che sta magari sulla strada. Perché? Perché queste persone qui, se devono aspettare il processo, devono stare qui, non possono essere mandati in Bangladesh e poi richiamati per l'attività processuale. Ma prima ricevere lo status di richiedente asilo che serve. Ma infatti qual è il problema? Che queste persone che abbiamo qui a Pordenone sono quelle che arrivano dai Balcani, e la spiegazione è facile, da lì non vengono respinti da altri stati. Sì, dai Balcani perché vengono respinti da altri stati, non sono i siriani. Bene, i pakistani basta che dicano ma nella mia provincia dove risiedo c'è una tribù che vuole ammazzare tutti quelli come me che hanno gli occhi azzurri, è finita, questo deve rimanere lì. Oppure perseguitiamo i tuoi familiari se torni, gli omosessuali che va di moda. Esatto, perché adesso, in quella provincia del Pakistan magari c'è questa usanza. Sei finito, e inizia una serie di ricorsi che vanno avanti per mesi, per anni. Allora abbiamo istituito le commissioni. Le prime commissioni mi auguro che non siano come quelle che quando c'erano questi centri di accoglienza presso Gorizia, che venivano fatte una volta, 2 all'anno, e poi siccome riconoscevano che questa persona pakistana, questo cittadino pakistano in Pakistan era un cittadino violento, dicevano no, non è pakistano, quindi si ricominciava tutto l'iter
e quindi questa persona che era stata ascoltata alla commissione non andava via fino a che non veniva ascoltata un'altra commissione per capire di dov'era. Allora c'è tutta una serie che non è facile, quando anche leggo, sento in TV, bisogna mandarli via, caricarli sull'aereo e portarli via. Non è così, non può, perché non è così. Basta, perché non lo dico io, perché lo dice la legge, e la legge chi lo fa? Roma. Ovviamente. Pochi agenti, arrivano gli steward nelle città, si fida di queste figure? Ma la domanda è un po' provocatoria, nel senso che io ho detto proprio da questi studi con i miei interventi. Allora, io sono dell'idea che, ed è chiara l'idea, non è confusa, che è quella che le sentinelle della sicurezza sono le forze dell'ordine. Stop. Tutto il resto va bene nel momento in cui chiaramente queste persone devono essere magari preparate, devono essere preparate e devono chiaramente essere vigili nella città, perché ben venga che la gente veda una divisa, ben venga che la gente individui in queste persone la sicurezza che gli viene meno perché abbiamo una macchina e quella macchina è impegnata in Corso Garibaldi e loro la vedono in Corso Vittorio Emanuele. Il problema è che queste persone innanzitutto non devono essere sostituite. Allora qualcuno dice: ma non sono sostituite perché queste non hanno la possibilità di intervenire. Benissimo, ma devono essere radiocollegate, devono richiedere quello che succede, devono immediatamente avvisare le forze dell'ordine. Quindi esatto, perché le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, questi devono essere gli organi competenti. Magari con quei soldi si potrebbero investire magari e fare, che ne so, un arruolamento di più vigili, che visto che in regione Quindi ho capito che degli steward non è che si fidi più di tanto. Ma no, attenzione, non è che non mi fido, ma non devono essere sostituiti. Non si fida delle loro, le loro abilità e la loro propensione all'intervento. Sì, si potrebbe cadere magari che avvisano per un reato e magari quel reato non c'è. Ecco, magari se interviene, io perché poi di queste come si chiamano? Steward, esatto, non ho seguito la parte pratica, nel senso quale, cioè che tipologie di intervento, se c'è una rissa. Loro non possono intervenire, possono fare da pacciare esternamente, dire ma insomma cosa stai facendo, quindi in attesa immediatamente radiocollegati, perché se succede qualcosa a queste persone poi c'è un rischio che si prendano anche loro una coltellata. Il collega purtroppo è pagato anche per questo rischio, questi non lo so, quindi voglio dire, un occhio in più per la gente mi sta bene, ma quest'occhio non deve essere sostituito, ripeto, né alle telecamere di sicurezza e né alle forze dell'ordine. Perché io sono contrario, tante volte le telecamere ci danno la possibilità di fare una comparazione. Ma non possono sostituire un agente. Ci vogliono più uomini, e questo fatto, nella domanda che mi ha fatto prima, che il sindaco che bene, ripeto, ribadisco, bene ha fatto andare a chiedere gli uomini. Adesso c'è un corso che esce a marzo, tra fine marzo e aprile, dove ci sono circa a 405-410 a Trieste, che io ho visitato proprio in una conferenza parlando della mia attività, e poi ci sono a Vicenza. Bene, queste 600 persone che escono devono essere distribuite in tutto il territorio nazionale, un territorio nazionale che solo della Polizia di Stato è meno, ha un trattino davanti, 23.000. Quindi quante pensate, io voglio, quante persone vi può mandare il capo della polizia Pordenone? I 100 che mancano? Una percentuale simile. A Udine quanti pensate che ve ne mandano? I 70 che mancano? Mi fate ridere se pensate così, ma quando arrivano 3 persone, forse, nuovi,
nuove leve, nuova ninfa, possiamo essere essere contenti, visto che ne vanno via solo 12-13 da qua a marzo. Senta, abbiamo ancora un minuto, a Natale siamo tutti buoni. Siamo dopo tutti questa buoni, sfuriata, ma dopo questa invettiva, sì. Sotto l'albero di Natale cosa vorrebbe trovare dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista della sicurezza? Personale la bicicletta, una bella perché lei è uno bicicletta sportivo, un ciclista, una bella bicicletta nuova. Della parte di sicurezza chiaramente più agenti, più uomini delle forze dell'ordine, il comparto sicurezza è allo estremo, cioè proprio ragazzi decimati i milioni ogni volta in sicurezza, sanità, cioè io dico guardate, è possibile che non ci sono soldi solo per noi, solo per il comparto sicurezza, ho visto anche lo sciopero, vedete, il problema è che noi non possiamo fare sciopero. Non si tolgono, i politici. Sì, i politici hanno saltato, mi pare, l'emendamento, si sono sbagliati, dai, adesso lo rifaranno, dopo lo fanno il 31 dicembre, come diceva un comico, il 31 dicembre, mentre voi state mangiando il panettone, questi fanno mettono il pizzino sotto, sì, no? Però si sono dimenticati, quindi mi dispiace. Però voglio dire, servono più uomini. Ripeto, ho toccato un tasto. Pensate che stiano meglio i vigili del fuoco di Pordenone che voi chiamate, che io vedo correre? Molte volte non so se anche loro come noi hanno ancora le ruote lisce dei loro camion non doppio turno, guarda, è successo sotto la mia abitazione, direttore, stavano facendo un rilevamento, anzi la viabilità, perché c'era la macchina incastrata addosso a una rete, mi hanno detto stai tu qui, mi hanno dato in mano questa paletta. No, ma grazie. Danno la paletta a lei anche bene, quando danno, ho visto in certe situazioni, e sono dovuti andare a prendere dei ragazzi, un civile che magari e sono dovuti correre perché nell'ascensore c'era un ragazzino, un paio di ragazzini minori che erano lì, che chiaramente avevano una necessità maggiore, quindi per il comparto sicurezza siamo un disastro. Non so se Babbo Natale si può ricordare di noi, ma siamo così pochi, magari ha mandato la letterina a Babbo Natale? Sì, certo. Sì, certo. Speriamo possa rispondere, sì. Con i fatti però, non con le parole. Forse risponderà più per la bicicletta, perché so che in casa si stanno muovendo un po' tutti. Lo dice Raffaele Padrone, vice segretario. Auguri veramente, posso fare gli auguri a tutti, la gente vi segue, io di questo sono contento, anche fuori dalla città di Pordenone, segue ed è... Dice lei non è il politico, purtroppo dice le cose come stanno, ci dispiace sentire tante volte, ma chi è di là che magari fa lo stesso mestiere mio dice meno male che c'è uno che può dire queste cose, insomma, questo è. Che non ha il bavaglio, No, purtroppo no, anzi il bavaglio me lo mettete voi o la pubblicità ogni tanto. Va bene, io grazie e faccio anche gli auguri di buon anno a voi e alle vostre famiglie, questo sì, un sereno, perché la salute poi è importante. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP Polizia di Stato, io ovviamente lo ringrazio, è stato schietto e speriamo che queste sue parole poi abbiano un seguito, nel senso che arrivino veramente dei fatti.